Rotondo è anche difficile fino a quando abbiamo sbloccato il gol, perché direi che il Villarosa i primi 20 minuti ci ha messo abbastanza in difficoltà. Poi siamo stati bravi e fortunati a sbloccare la partita con una punizione e da là in poi abbiamo sfruttato un po' tutte le occasioni avute e poi siamo stati bravi a gestire il risultato senza battere d'animo. Ma è entrato bene come tutti gli altri ragazzi, ha fatto un'ottima gara come tutto il resto della squadra, sono contento di quello che ha fatto. Ma speriamo che duri più a lungo possibile. Sì, sì, sono molto contento per come è andata la partita e abbiamo preparato benissimo questa partita, un risultato molto importante e molto netto per quello che si è visto in campo. Sono molto contento della prestazione della squadra e anche della mia. Quei 3 gol sono stati la ciliegina sulla torta di una bella giornata. Lo faccio firmare ai compagni e lo tengo a casa, al sicuro. Sì, noi abbiamo fatto una bella partita anche con l'Aspra, soprattutto condita con una bellissima vittoria meritata. E non ci dobbiamo cullare perché sappiamo che ogni partita ha la sua storia e dobbiamo prepararci ogni settimana per le prossime partite. Il mister non mi dice nulla, poi se faccio tripletta penso che a lui vada bene così.